Benvenuti alla Record Space di Città Fiera per la web TV Esplorama e oggi parliamo di musica e ne parliamo con un compositore friulano, Lorenzo Tempesti, che è venuto qui a trovarci. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti. Allora, prima di parlarvi del suo ultimo progetto, tra l'altro, vero Lorenzo, che è appena uscito, Love is Blind, io partirei con raccontare chi è Lorenzo, o meglio, Lorenzo, raccontaci di te. Allora, io sono conosciuto forse anche tra gli ascoltatori come insegnante, perché come lavoro sono professore di musica, attualmente insegno a Fagagna, ma da tanti anni, da tempo immemore, anche scrivo musica e mi esibisco anche in qualche concerto per pianoforte e quindi insomma la mia passione è una parte imprescindibile della mia vita di ogni giorno e del lavoro che faccio, perché in realtà faccio l'insegnante di musica e poi in parallelo appunto faccio delle composizioni che hanno anche un certo successo ultimamente. Allora, io direi di parlare di quest'ultimo tuo prodotto musicale e mi permetto di dire prodotto musicale perché Love is Blind, come lo chiami tu, come lo definisci tu, è un legame fra musica, fotografia e amore ed è un'iniziativa che è nata tra l'altro per la tua collaborazione con la fotografa Alina Bragg. Sì, esattamente, la fotografa Alina Bragg, tra l'altro anche mia ex alunna, siamo rimasti in contatto in questi anni sui social e quando mi è venuta in mente l'idea di fare un progetto che desse una cornice universale all'amore e senza barriere di pensare se le persone che si amano sono eterosessuali, omosessuali o qualsiasi sia il loro orientamento, lei ha subito sposato l'idea e abbiamo ideato questo progetto in cui io ho creato, composto una musica che riporti questo sentimento che tutti conosciamo e che con il pianoforte insomma spesso insomma, si riesce a rappresentare in modo musicale. Dopodiché Alina ha scattato una serie di fotografie a coppie di varia tipologia e quindi ha fatto un grandissimo, tra l'altro, reportage fotografico che per chi è interessato può ritrovare anche proprio sul sito www.loveisblind.it e le abbiamo unite, diciamo, in un videoclip che rappresenta l'amore sia dal punto di vista fotografico sia dal punto di vista musicale. Quindi diciamo che questo è un inno all'amore, un trionfo dell'amore che si può ascoltare attraverso le note della musica che tu hai composto e attraverso le immagini delle fotografie di Alina. Come la genesi di questo progetto, come ti è venuto in mente? Allora, la verità è che è cominciato tutto con la musica, quindi ho composto questo brano proprio ispirandomi al mio modo di vedere l'amore come tenerezza, come intimità e dopodiché l'idea, stavo cercando una copertina e allora ho cercato di rappresentare questa mia idea a qualche fotografo, in particolare ad Alina, che subito mi ha detto non solo facciamo la copertina, facciamo proprio un progetto insieme e così da quest'estate abbiamo cominciato a collaborare e da pochi giorni ormai è stato pubblicato questo lavoro. Cosa ti aspetti da questo progetto? Allora, diciamo che sono già dai primi giorni molto soddisfatto perché abbiamo ricevuto molti feedback di persone che ci sostengono nella nostra idea. Questo progetto è appunto anche un progetto per dire no all'omofobia che purtroppo ancora serpeggia un pochino nella nostra società, ma i feedback sono stati tutti molto positivi, tutti ci hanno detto è un messaggio che condividiamo e proprio anche sui social c'è stata una grandissima pubblicità data dalle persone, le semplici persone che hanno deciso di condividere il video o le fotografie o la musica e questa è la parte che volevamo noi, cioè quella appunto di coinvolgere quante persone più possibili e lanciare questo messaggio di universalità. Lorenzo, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, nell'immediato c'è un concerto che è programmato per il 20 novembre. Purtroppo sarebbe dovuto essere dal vivo, ma sappiamo che le limitazioni di questo periodo ci costringono a trovare altre soluzioni, quindi anziché alla Casa della Musica dell'Associazione Musicology, sarà visibile online come diretta YouTube e naturalmente sui social metteremo tutte i link e le possibilità.
Lo stesso giorno, tra l'altro, uscirà il mio nuovo brano, possiamo anche anticiparlo, questa è proprio un'anticipazione solo per voi, nessuno lo sa. Grazie. È una cover di Losing My Religion dei REM, un gruppo musicale che probabilmente molti conoscono, e è una delle prime cover che faccio, un brano solamente pianistico, però che riprende appunto questo successo dei REM. Grazie Lorenzo. Io prima di concludere, poi vi lasceremo con un piccolo assaggio di questa bellissima composizione di Lorenzo Tempesti, io ti chiederei di dare un messaggio positivo in questo periodo molto difficile per tutti. Allora, questo sappiamo tutti che è un periodo difficile, però per me è stato un periodo molto positivo, perché forse anche giocoforza, restando in casa, tantissime persone mi hanno contattato, hanno ascoltato la mia musica. Quindi non dimentichiamoci che anche se non possiamo essere insieme, uniti, abbracciarci come ci piacerebbe fare, ci sono modi che ci consentono di restare comunque sereni e di sentirci una società unita e felice. Grazie Lorenzo, io mi associo anche al tuo bellissimo pensiero. Grazie a tutti voi di seguirci e dal Ecospace di Cittafiera per Esplora e Ana e ci vediamo alla prossima iniziativa. Grazie a tutti.